Una grande serata di beneficenza all'insegna del divertimento e dello spettacolo. La prima edizione del Futsal Night Show ha riscosso un notevole successo a Padova presso gli impianti sportivi del centro Gozzano, alla Guizza. L'evento, organizzato dalla nostra emittente e dal Petrarca Calcio 5, storica società sportiva padovana, ha attirato l'attenzione di centinaia di appassionati della disciplina, accorsi ad ammirare le numerose stelle scese sul parquet della Gozzano. Scopo della serata, la raccolta di fondi a favore delle comunità colpite dall'alluvione dei primi giorni del mese di novembre, grazie al contributo degli sponsor Carron, Padova Controlli, Incap, Seco e alle offerte libere dei presenti. Alla manifestazione, per ciò che attiene all'ambito più prettamente agonistico, hanno partecipato la Luparense, che milita in Serie A e che ha conquistato il titolo di campione d'Italia nel 2007, 2008 e 2009, il Petrarca, ora in Serie B e da 20 stagioni nei campionati nazionali, ed una formazione mista di giornalisti e vecchie glorie, gli All Stars Padova, con in campo tra gli altri l'ex portiere della Cremonese, Udinese e Sampdoria Luigi Turci, l'ex terzino di Roma, Napoli e Torino Roberto Policano, il tecnico del Cittadella Claudio Foscarini e il direttore generale sempre del Cittadella Stefano Marchetti. Pur non scendendo in campo è intervenuto anche l'ex capitano del Calcio Padova Damiano Longhi. Tra i direttori di gara ha partecipato alla serata anche l'ex internazionale Mariano Schiavon, che ha condotto le gare assieme ai direttori designati della divisione Calcio 5, Mezza Salma, sindaco di Fontaniva e grande tifoso del Padova, Rainato e Zago. Come da pronostico ha stravinto la Luparense, scesa in campo con la formazione tipo, ma la serata ha offerto molti spunti divertenti e spettacolari, dai tackle di Policano su Onorio alle conclusioni dalla distanza di Foscarini e alla grinta di Marchetti. Tra gli All Stars, Gigi Turci, dopo una lunga e importante carriera tra i pali, ha voluto a tutti i costi giocare in attacco. La porta di Granata è stata così difesa dall'atleta del Padova Baseball De Lazzari, migliore in campo nonostante i 9 gol subiti nelle 2 partite. Nonostante la sonora sconfitta, le vecchie glorie degli All Stars, capitanate da Roberto Policano, hanno onorato la partecipazione con una prestazione di grande cuore e grinta. Ci mancherebbe altro, lo scopo era questo, non era sicuramente quello di dimostrare di essere bravi a giocare a calcio a 5, perché è una cosa completamente diversa. C'erano squadre molto più forti, ma l'importanza della manifestazione, come hai detto tu, era quello di raccogliere fondi per queste famiglie che hanno subito questa alluvione, quindi l'importante credo che questa sera sia stata la presenza. Quando scendi in campo però l'agonismo ce lo metti sempre, anche contro la Luparense. Ma no, dai, è questione di rispetto, dai, comunque è andata così, chiaramente era il loro campo e loro sono i campioni in carica, hanno fatto quello che dovevano fare, noi abbiamo cercato di difenderci nel miglior modo possibile e non ci siamo riusciti. Al Futsal Night Show ha partecipato sia il Calcio Padova con la presenza di Turci e Maresi, attualmente nello staff tecnico della prima squadra, sia il Cittadella Calcio. Per la società Granata, vera rivelazione dello scorso campionato di Serie B, grazie allo straordinario traguardo raggiunto dei playoff per la Serie A, sono scesi in campo, come detto, l'allenatore Claudio Foscarini e il direttore generale Stefano Marchetti. Sono troppo superiori agli avversari, però quello che conta penso sia proprio quello che hai detto tu, cioè il gesto importante, la beneficenza. Gli ha rischiato anche la vita adesso con una pallonata, però tutto è fatto a fin di bene, quindi siamo contenti e siamo venuti volentieri a questa iniziativa, quindi tutto alla grande. Hai scelto il 10 in memoria del tuo passato trascorso da attaccante? Sì, no, per me non ho mai giocato col 10, quindi ho giocato più col 9 che con l'11, quindi è stato dato a caso, quindi tutto bene. Mister Foscarini, sei riuscito a dare qualche ordine a questa squadra oppure non ce n'era bisogno? No, non ce n'era bisogno perché gli avversari erano troppo forti, per cui va bene, l'importante è fare una serata e divertirsi, ma lo scopo appunto, come è stato detto, era raccogliere qualche soldo per la beneficenza, penso che sia la cosa più importante. Una vecchia gloria è scesa in campo anche tra gli arbitri. Mariano Schiavon, l'ex giacchetta nera, ha dimostrato di essere ancora in grande forma. Io ringrazio voi per l'iniziativa, è
certamente un'iniziativa molto importante e lodevole che non mi poteva vedere assente, in quanto tra i comuni alluvionati c'è anche il mio, c'è Ponte San Nicolò. Come hai visto gli ex calciatori in campo? Oggi non c'era molta storia, era più uno spettacolo. Sì, ma credo che delle persone che erano in campo vada soprattutto sottolineata la loro sensibilità, la loro disponibilità a dedicare una serata per questa iniziativa, a mostrare anche un volto umano di un calcio che a volte sembra essere molto lontano da questi problemi. Lo spettacolo sul piano puramente tecnico è stato però offerto soprattutto dalla Luparense, una delle squadre più forti al mondo in questa disciplina. In campo tanto Sud America con Ayala, Weber, Halimi, Vasconcelos, Honorio, Canal, Sandrigno e tanti altri che hanno mostrato tutto il loro vasto repertorio tra elastici, rabone, dribbling stretti, veroniche, no look, tacchi e tunnel. Uno degli uomini simbolo dell'alter ego luparense, Sandrigno, ai nostri microfoni. Sì, per me è sempre un piacere tornare da Luparense, onde già ho vinto tanto lì, adesso un'altra volta qui e dopo qui a Padova siamo sempre a casa perché veniamo parecchio qui a giocare, a dare il nostro contributo, a fare un po' di spettacolo per la gente di Padova che vuole tanto bene il calcio a 5 lì. Oggi è una serata speciale di beneficenza e la Luparense era presente un'altra volta. Aspetto che questo sirva di allenamento per sabato. Sabato abbiamo una partita importante e difficile a casa lì e speriamo di giocare bene e fare i 3 punti. Uno dei giocatori degli All Star con la maglia granata, Policano, ex grande calciatore di calcio a 11, ha detto voglio la rivincita col calcio a 11 però. Vedo dura per loro anche nel calcio a 11. Ormai è sempre una festa e noi siamo pronti. Qui a Padova, quando la Luparense è chiamata, sono sicuro che il presidente Zarattini porterà la Luparense sempre qui, sia per calcio che per calcio a 11. Quello che vale di più è la serata, è la bella festa e la beneficenza, insomma. Applausi anche per i padroni di casa, visto che proprio alla Gozzano disputano le partite casalinghe del loro campionato. Il Petrarca Calcio 5, la squadra che rappresenta Padova in questa disciplina, ha battuto le All Stars, arrendendosi poi contro i più quotati cugini della Luparense. Il presidente Paolo Morlino, da anni punto di riferimento della giovane società padovana, ha espresso grande soddisfazione per l'ottimo riscontro di pubblico. Direi che la vittoria sia piuttosto scontata e per quanto riguarda il fatto strettamente agonistico siamo contenti comunque che la nostra formazione di ragazzi giovani, padovani, cresciuti tutti nella nostra società sia comunque riuscita a esprimere anche con la Luparense insomma, una prestazione accettabile, convincente e insomma, non rimediando assolutamente una brutta figura, anzi insomma. Appuntamento dunque l'anno prossimo per un'altra serata all'insegna dello spettacolo, del divertimento e della solidarietà.